Qui con mister Napoli, mister una gara difficile con i suoi, bloccata fino praticamente a 10 minuti, 15 minuti alla fine, quando poi la Folgore ha trovato il gol. Da un episodio è scattata poi la vittoria, sembrava ormai dovesse essere decisa proprio da un episodio, da un momento del genere. Questa è una partita in un campo difficile, sia dal punto di vista della squadra che andavamo a incontrare, ma soprattutto dal punto di vista anche delle condizioni del terreno di gioco, che non ti dava la possibilità di poter imbastire delle giocate di palla a terra. E sappiamo noi che mi piace tanto giocare palla a terra, non siamo abituati a tenere su sto benedetto pallone. Era la partita dei duelli, la partita del chi vinceva i contrasti o un rimbalzo a favore, poteva trovare qualche giocata in più, però da entrambi i lati ci siamo annullati quando fino all'episodio del calcio d'angolo, dove abbiamo subito il gol e poi abbiamo cercato negli ultimi 10 minuti più un recupero di poter riportarla di nuovo in parità, ma non ci siamo riusciti, si sono difesi abbastanza bene, qualche episodio che non è andato a nostro favore e vabbè, ormai bisogna accettare quello che è il risultato e ripartire nuovamente di gran carriera alla riapertura di nuovo del giorno di ritorno, che sarà il 5 di gennaio. E poi ci godiamo queste belle feste di Natale, perché poi alla fine non sarà un risultato acquistare quello che è la festa di Natale, ma ci sono altri valori, altre cose. Nelle partite di calcio si può vincere, si può perdere, bisogna accettare il risultato. Per cui colgo l'occasione per fare tanti auguri di un felice Natale